L'idea è nata innanzitutto da questo territorio, cioè dall'idea di rappresentare il territorio, dalle mie esperienze e quindi dalla volontà di metterle a frutto e di metterle a disposizione per una comunità più ampia, perché credo che sia fondamentale essere veramente l'espressione di un territorio e punto di riferimento per quel territorio. Quindi chi di più di una persona che ha fatto l'esperienza amministrativa per eccellenza, che è quella del sindaco, può mettere meglio a disposizione di una comunità più ampia tutte le esperienze positive che ha maturato. Sicuramente il mio cavallo di battaglia in questo momento è la lotta contro la burocrazia, quindi cercherò di impegnarmi da subito per cercare di semplificare quelle leggi o quelle che operano in quegli ambiti, come quello degli appalti, come quello che tanti aspetti che riguardano le aziende private, che rendono la vita complicata ai cittadini. Quindi io credo che ai comuni e anche ai cittadini, quindi inizierò proprio da questo aspetto, perché credo che sia fondamentale partire dal liberare le energie di questo territorio nostro che è molto dinamico, e quindi per fare questo bisogna avere degli strumenti normativi più semplici e capaci di rispondere effettivamente a quelle che sono le caratteristiche produttive di questo nostro territorio. Scegliete la concretezza, scegliete la competenza, scegliete una persona che ama questo territorio e che vuole rimanere su questo territorio, perché vuole portare a disposizione di questo territorio quello che farà a Roma. Quindi avete una persona in carne e ossa che avete già potuto sperimentare in quello che ha fatto qui, non sono quelle facce che trovate o che parlano alla televisione, che sparano promesse o altro. Io posso solo garantire con la mia storia, con la mia faccia, con la mia credibilità, che metterò tutto il mio impegno e tutte le mie esperienze, tutte le mie competenze a disposizione della mia gente.